Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca. Tragedia oggi a Samarate. Un motociclista di 69 anni, Giovanni Venturini, è morto a seguito di un incidente avvenuto questo pomeriggio a Verghera, in via Nino Locarno. La dinamica è al vaglio della polizia locale. La vittima, che viaggiava in sella a una Kawasaki, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale con gravi traumi alla testa e al volto. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Non ce l'ha fatta. Coinvolto anche un ciclista di 29 anni che sarebbe caduto senza entrare in contatto con la moto. Ha riportato traumi ma non è in gravi condizioni. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. È ancora un incidente, questa volta sul lavoro, è avvenuto oggi in Canton Ticino nel Mendrisiotto. Un frontaliere di 62 anni è caduto da un muretto e ha battuto la testa. È stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, è in gravi condizioni. Anche per questa notizia gli approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E spostiamoci adesso a Varese, dove da domani entreranno in vigore le modifiche alla viabilità nel primo tratto del trafficatissimo Viale Borri. Sono novità che si rendono necessarie per i lavori in largo Flaiano. Sentiamo un servizio curato da Marco Croci. Chiudono le scuole, apre il maxi cantiere. Da domani mattina, giovedì 9 giugno, a Varese entrano in vigore le modifiche alla viabilità nel primo tratto di Viale Borri per consentire i lavori in largo Flaiano. Per chi proviene dal centro città e sale verso Viale Borri, la viabilità non subirà cambiamenti. Per chi percorre Viale Borri in direzione centro città, invece, all'altezza del semaforo all'incrocio con via Gasparotto sarà obbligatorio svoltare a sinistra su via Gasparotto. Non sarà possibile dunque proseguire dritto su Viale Borri in direzione di largo Flaiano. Da via Gasparotto poi sarà possibile raggiungere l'autostrada oppure girare su Viale Europa e utilizzare gli ingressi per il centro cittadino. Per chi proviene da fuori città e principalmente dal ponte di Vedano, dagli uffici comunali consigliano di evitare Viale Borri e scegliere percorsi alternativi per recarsi in centro città. E auto elettriche in condivisione non solo alle stazioni ma anche nei quartieri ALER di Varese, Saronno e Busto Arsizio. Ne ha parlato oggi l'assessore regionale Claudia Maria Terzi, sentiamola in questo servizio. Le immagini sono dell'agenzia Blitz. Di Regione Lombardia, che ha come appunto obiettivo quello di diffondere la mobilità sostenibile a 360 gradi, con una capillarità che vuol dire presenza nelle città ma anche nei piccoli comuni. Siamo a 102 comuni, ma anche alle stazioni siamo a 45 stazioni, e da oggi anche in alcuni quartieri, in alcune situazioni specifiche come quelle appunto degli alloggi ALER. Quindi da oggi, anzi da ieri perché di fatto si sono già organizzati, ci sarà a disposizione dei cittadini che abitano nelle case ALER, ci saranno a disposizione queste auto completamente elettriche in condivisione, quindi veramente sostenibili, e poi a maggior ragione insomma per i dipendenti ALER di questa ALER, insomma la possibilità di utilizzare 4 auto completamente elettriche. Questo ha permesso ovviamente a ALER di riorganizzare il servizio auto, ma soprattutto di offrire un servizio, di dare il buon esempio, ecco, e di fare in modo di far diffondere da una parte la mobilità elettrica e dall'altra la mobilità condivisa, entrambe fiore all'occhiello quando si parla di mobilità sostenibile. E chiudiamo col Varese Calcio. Oggi a Palazzo Estense il confronto tra la società e il sindaco Davide Galimberti. Il comune ha assicurato che farà gli interventi di adeguamento dello stadio. Sentiamo il servizio di Silvio Tranquillini, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Tanto tuonò che piovve. È andato come meglio non ci si poteva attendere l'incontro di oggi in comune fra l'amministrazione cittadina e i vertici del città di Varese per la questione stadio. Il sindaco Davide Galimberti, insieme con l'assessore allo sport Stefano Malerba, ha annunciato dopo 2 ore di colloquio che il comune ha intenzione di farsi carico dei lavori di adeguamento del Franco Ossola per consentire alla società biancorossa, dopo la vittoria dei play-off di Serie D, di presentare la domanda di ripescaggio in Serie C. Galimberti ha spiegato che sono già stati effettuati dei sopralluoghi e che la sensazione è che gli interventi non siano di ampia portata. Ricevuta quindi una richiesta formale da parte della società, sarà cura dell'amministrazione darvi seguito con una delibera di giunta che dia il via all'iter per realizzare le opere necessarie per rispettare le richieste della Lega Pro. Soddisfatto il presidente Stefano Amirante, che ha annunciato un imminente incontro con i vertici della Lega per capire se la data di presentazione della domanda, il 19 luglio, è considerata come termine ultimo per la realizzazione completa dei lavori o solo per l'avvio degli stessi.
Unica criticità pare essere la richiesta da parte del Comune di una garanzia economica per la copertura degli interventi qualora il club non fosse ripescato in Serie C. Questo è l'ultimo servizio, appuntamento col TG di domani alle ore 13. Buona serata.